Assessore Canale, questa è una buona occasione tutto sommato per rinnovare un ambiente di proposte, in questo caso padovane, ma le proposte vanno anche fuori provincia di Padova, mi pare di capire, una primavera insomma di novità. Certo, una primavera di ripartenza proprio, non soltanto nella città di Padova, nella provincia, ma in tutto il Veneto. La novità proprio di questo ufficio è anche questo, il fatto di essere connesso con gli altri uffici turistici e quindi le proposte che vengono date sono sicuramente proposte innovative cittadine e provinciali, ma anche regionali e quindi la volontà di creare anche pacchetti turistici nuovi, integrati, di puntare su un turismo nuovo anche alla luce di ciò che è accaduto negli ultimi 2 anni relativamente al Covid e quindi tutto il turismo slow, lento, green, ma anche artistico e culturale e Padova da questo punto di vista ha molto da offrire. Senta, una Pasqua che ha dato segnali incoraggianti per il turismo in nostra regione. Sì, una Pasqua che è andata molto bene, francamente noi ce lo aspettavamo e avevamo già anche i dati relativi all'ufficio turistico federato della regione che ci davano queste indicazioni. Questo ci fa particolarmente piacere perché abbiamo costruito un sistema, uno strumento che dà delle informazioni in tempo reale e che soprattutto fa previsione, cioè ci permette assieme agli operatori di capire cosa fare, dove andare e quali saranno i flussi turistici.